ringrazio di essere qui sotto la pioggia. E anche questa regione ha contribuito con forza a farci diventare la prima forza politica del Paese e il primo movimento d'Europa, con oltre il 32% dei consensi. 11 milioni di voti che abbiamo ottenuto alle ultime elezioni politiche e sono 11 milioni che non lasceremo nell'angolo. Io l'ho sempre detto, faremo di tutto per creare un governo del cambiamento. Che cosa significa governo del cambiamento? Significa che se vai al governo devi avere i poteri e le condizioni per cambiare le cose, perché di governi per tirare a campare se ne sono fatti tanti. Nella sua completezza è una legislatura che non deve fare tante leggi. Io non vengo a proporvi tante leggi, deve essere chiaro questo concetto, ne abbiamo fatte già troppe in questi anni. Si fa una legge nuova ogni 2 giorni e mezzo in Italia, che si sommano alle circa 800.000 già esistenti, mai censite, insieme a circa non so quante leggi regionali, insieme alle normative europee. Mettiamo insieme tutti questi numeri e si ottiene un risultato, che in Italia quando hai un problema non sai più quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che te lo deve risolvere. Allora qual è la ricetta? Non è fare altre leggi per sburocratizzare, ma abolire un po' di leggi per semplificare e sburocratizzare la vita delle imprese, dei commercianti, delle cooperative, delle realtà che ogni giorno lavorano onestamente sul nostro territorio.